Noi non abbiamo bisogno in questo 2024-2025 di nazioni e di uomini potenti che giocano sulle spalle di molti milioni, miliardi di persone. Non abbiamo voglia di vedere più sangue e neanche più morte, ma solo gioia. È passato dall'attivismo politico con discese in campo alle elezioni al grave rischio corso durante il Covid, dalle posizioni Novax a un'aperta fiducia verso la medicina ufficiale. Ora Lorenzo Damiano, presidente dei Pescatori di Pace, torna al tema principale del suo impegno. Alla Regione e allo Stato chiede un passo concreto, quello di sottoscrivere 5 punti per una vera pace, e il primo è un atto politico. È il tempo di una grande riflessione, ma è anche un tempo di agire subito. C'è bisogno in Veneto per esempio un assessore della pace, in Italia un ministro della pace e in tutti i governi europei, non solo europei, il ministro della pace che avrà l'obbligo di creare una delegazione di mediatori di pace e poi anche essere dissociati da qualsiasi input, iniziativa dei governi centrali che possono influire per dare il via a una nuova guerra che sta arrivando. Purtroppo è inevitabile, non voglio mettere paura a nessuno, ma è così. Quindi la neutralità nel caso di guerra di ogni Stato di poter decidere da soli senza essere influenzati da nessuno. È pronto a guidare una missione di pace, Damiano, in un tour da Mosca a Gerusalemme. Portare la parola di Gesù, come è lo slogan di questo mio giubbotto, che è Filippesi capitolo 2, versetto 10-11, che in sintesi è che qualsiasi ginocchio si deve piegare nel nome di Gesù, e questo è il tempo che questa diventa non solo uno slogan, ma anche un modo sincero e vero di poter dare la parola e la potenza dall'alto che può decidere e fermare questa guerra.